Sarebbe strano, ma mi ho messo del 20. Sono stata qua, insomma, del 25 e dopo ho cambiato casa, qua, piccola, del 26 perché costava massa. Questa qua era 100 franchi al mese. E fa un po' su, questo è caldo qua, fa era freddo. E tira su. Posso guardarne? Sì. Qua si andava in voglia poi. Che ne gade altri di queste robe, di questi affitti qua? Questo è il primo quello, che mi ho sposato. Proprio il primo? No, proprio il primo, che era un altro, ma dopo 4 mesi mi ho sposato. Perché non gli era fatto ancora, non gli era ancora finito. Gli era orti, reti da far giù, e siccome chi mi era dato per prima qua, perché stavamo nelle case ferroviarie germanese, e mio padre è morto, dopo venuto a schio, era uno schio prima. E ora ne ha toccato venire via. Era qua, era tutte volte, noi eravamo soli, e ora il garito, no, la casa, e ora mi era da finire, stava là il numero 22. Dopo sono stata una piccola qua, camera cucina, che ora ho riservato io. E ora sarebbe questo il primo. Cioè, prima di essere qua, Vatri abitavi su una casa popolare in Germanese, ora? Ah, prima, appena venuto a schio, sì, nei case ferroviarie. Ma che saresti ferrovieri, Vatri? Mio papà era ferroviario, sì, e anche a me sono stato anni schio ferroviario. Era un'ostia che poteva darmi qualcosa, sì, perché ora non era né luce né niente, né scambi. I scambi si dava a voltare lì, a girarli a mano, camminare in mezzo a ferrovia. Addirittura? 14 anni, da 14-16 anni l'ho fatto. Ferrovia? Che abitava, non era uomo in casa. Ma era statale o cosa era sta ferrovia? Ferrovia era proprio, è ancora a schio. Ma era privata o statale? No, statale. E come mai così giovani e natosa? Non era Era tempo di guerra? Guerra, 19 anni su, sa che io c'è mai via. Non eravamo in Di che classe sei? Del do. Tutte le bombette mi toccava, tutte le bombe andare a voltare i scambi. In zona del schio era proprio zona... Cosa che arriva? Finiva? E sente no? No, si sente io, mi sento qua. Adesso mi pare. No, già. Ma conta perché... No, beh, pare. No, Peruca. Va bene. Niente, o ringrazio, mi vengo qua appunto a mandare a Giorgio e vengo qua dalla signora Modolo che ha sentito tante robe. E ora finisce pure di contarmi il discorso di schio e dopo arriviamo qua a Treviso. Di schio? E a farle pure mi fa... Ma adesso ti riso, qualche Dio. Sì, non sta preoccuparsi. Non c'è niente, se no... Ricordarmi vicino, bisogna che mi scrivesse e dopo mi desmentico. Se mi scrivo. Sai mi dà che cosa dopo? Sì. La ferrovia che ho fatto? Ah, perché ora non gli ha dato niente? Io gli ho dato qualcosa di paga. Non gli... No, nessun riconoscimento, niente. Nessun... pensione, perché robe anni che ha dato? No. Non ho mai parlato. Era Meo che viene dal capostazione. E il Mondi che era capostazione allora. Mondi... Capostazione che si è morto. Padre Treviso? Sì, no, da schio sempre. Sempre da schio. E dopo che sarei figlio di Sebastiani ancora qua. A Sperziani sta. Lui era capostazione per lui. Ma mi torno del suo lavoro, in cosa consisteva a schio il suo lavoro? Il mio, siccome che aveva Maregna, mia mamma era morta, e ora che era 4 fiori che e poi Reto Rossi ne mandava sempre qualcosa da vestire. Il prete ne mandava brodo perché mamma era sempre maiata, aveva 4 fiori, sposata a 18 anni, e 22, e ne 4, ma che era. Ben importa di ciappare, domini franchi si ciappava, no, la miseria. E ancora scheiti in giro dai giornati. Era schio proprio il suo paese? Ora. Sì, abitava davanti alla stazione e anche era un casello grande che da Drio metteva le macchine in deposito. E dopo io ho fatto una stazionetta più avanti, più piccola, il numero 33, perché ora fermava, arrivava i tedeschi, sai, i prigionieri feriti, tutti quanti. Ora io ho fatto questa stazionetta piccola, era là c'è per forza, non era nessuno che lavorava, io doveva su queste tosette venuti da 14 anni su. Cava Giara e tira moe, ma dopo un ferroviere e
c'era un porco e ora che la processione mi aveva mandato via subito a Brescia. E lì mi ha messo in una garetta al telefono, bandieretta, e ora che aveva il bar da stare attenta al treno che passava. E dopo a notte, fava una settimana, giorno e notte. E papà nel mio mettevano insieme, lui era in stazione grande, dove finiva i treni, là perché finisce schifo. E mi era su che altra, ma il casello era vicino, insomma. E andò che dormiva. No, cioè, era Maregna, cosa mai mi fa la compagnia mia? Cioè. Ma se state che non passai posso trovare. Quanto avevi paura o immagino no? Ma aveva che paura mi sì. Aveva uno insieme, poretto buono. Ma mi diceva che era un giorno se mi andava tutti in bagaglia. Poco dopo tasso, ma in letto te ne su buon'ora così non si accorge neanche. Mi diceva tutto qua. Poi anche bene, perché gli era a ferrovia solo da passare. Il casello che aveva davanti. Okay. E dopo se venivo, cioè, le bombe venivano la notte, mi toccava stare attenta, suonava il telefono, non da svoltare scambio, ma sai, era, ci ho fatta provvisori così e sarà pure così. E col farraito in mano, perché lui non venivano, e abbiamo diretto sul braccio. E una volta ho fermato il treno, Perché? non vogliamo girare al semaforo, paura. Tutti i tedeschi, fermai a Orego, fermai tutti là. Sì, ma dopo poco telefono in stazione e ora abbiamo potuto dal via e ho detto qua. Perché avete tedeschi proprio in tempo di guerra, insomma. E ora sono stata là e ho fatto, come che io dico, insomma, che vita non tornare indietro, no? Ma io ho combattuto a Giacomo, che non è re, sa che una volta che doveva essere, preferio. E il fiore di Cadorna, ho messo il treno proprio sotto la finestra nostra della cucina, fermo, perché era il binario morto qui oggi era. E io ho messo sto re, sto mangaio cantava la mattina, si stava da ridere sempre. E io mangaio cantava la mattina, c'è un'ora, sai, tre mesi che cantano a dire re. Per piacere, dice, guarda, ma dice, che se c'è il Cadorna, che fa sparire perché... Perché lo svegliano che era figlio un poeta, e chi fa un piacere? Ma chi che ha domandato così? E mica mandava tenente il re. Ah, il re proprio? Sì, il re, Cadorna. E come che aveva detto? O camminava insieme con loro in stazione. Con sto Cadorna? Niente, per piacere, se facciamo un piacere con Pasto Gaio, perché il che sveglia il figlio, che si feriva nel treno, perché il treno gli era fermo un binario morto, sotto il balcone che, ecco, qui era la finestra, fa conto, e qua che gli era lì. Se toccavamo. E ora cosa che aveva fatto? Ma papà, subito? Buono che non ascoltiamo, magari un po' di tutto, sa, avevo di tutto no. Porta pazienza perché, ecco, adesso funziona, le volte non funziona. Ah, così da Cadorna allora? Sì, che ho conosciuto tutti e due, parlare. Chi l'ha conosciuto tutti e due ora? Tutti e due chi? Cadorna anche re. Anche re? Sì. E era e proprio... c'è il nonno che ho visto, perché da finestra su del treno, se me mandava pignate di risotto, di roba, da mangiare tutto. E come ieri sto re? Come... Ah, buono, posso dire bene, buono e buono. Era avanti il tortura, cosa era quella, ma sono morti tutti, c'è morto Caccioli di Cadorna ormai. È ferivo ora sto figlio di Cadorna? Sì, in guerra, a Siago, perché portava dopo tutti gli anni. E ora mettevo i feriti per terra finché trovavo posto nel teatro, nell'asilo, nelle scuole. E dopo quando ero libero andavo in stazione, e dava acqua per chi voleva, andava a vedere queste brande per terra. Era vivace, ma per fare bene. No, ma era anche vitacce, vuoi dire? Vitacce finché vuole, buono, e dopo che si è visto dopo. Anche a scaricare a Giava dai treni, perché erano 33, guarda, ancora mi ricordo. E come sei stata qua? Un binario morto c'era, sotto il balcone del casello nostro. E ora gli ha messo sto treno, che c'era di, ma su dell'origine c'era il treno vero, e che gli era Cadorna, il re, il fiol, chi c'era venuto da Siago, chi aveva fatto la guerra, e se vedete ospitare stanno schiosa. E ora mi ricordo, e ora sto la mattina già cantava, e ora sto attendente su, e mi ha detto per piacere, facciamo un piacere, dice, ma il Gaio, occupare il Gaio perché sveglia il fiore di Cadorna che era ferito in guerra, il treno gli era fermo proprio,
E ora vorremmo comprare subito, no. Ma dopo un po' di timida e tutto vorremmo, no. Ecco. Sì. Poi l'ho fatto castrare insieme un tocco, ecco cadernita. Con quel più giovane ora. Sì, perché la strada c'era che smesava ferrovia più avanti, qui a Principale si camminava. Sì, dopo finito vicino e via, e dopo sono andato su una officina, le maniglie di munizioni, le cassette di munizioni. Sempre a Schio? Sempre a Schio. Dopo i 2 anni che lavorare in ferrovia? Sì, e ora sono bella. Ma ci pagavi tanto o poco in ferrovia? Oddio, come guadagno? Che tempi ha, non saprei dirmi. Adesso qua mi vedevo vanno a Tolli, prima no. Ah, Maria, dopo adesso vedeva Miss Gay. Niente, che lavorava per la patria. Ah, patria. Sembrava che mi ha detto la tia, perché molto mia mamma dopo 3 mesi si era sposata, che non aveva un altro dopo si passava e poi. Ma era pochi, ecco. Dopo sta finita la guerra e sono stato in pericolo perché era dopo Cadorna, ma Cadorna sarebbe un capo di tutte le femmine, un altro non è questo. E di tutte le femmine c'era terribile, da Udine e Pavia, e ho trovato Treviso. Dice, ho avuto tutte le femmine le gabui, però Gemma ti sei stata l'unica, dice, che ti si sta cattiva con me. Ah, buongiorno, ho detto. Come che? Siccome che ogni una mattina voleva che portasse il caffè in letto. E io era una vedova sta qua, poveretta, buona, ma buona mi vuole bene perché sei non che è mia mamma. E a me voleva bene, e ora dice Maria Gemma, che ha fatto il giro per la a Schio. E domani mattina ti tocca a te, ma dice ti dico cosa che ti ho da fare. E sta la prima volta che ho visto un uomo e una femmina. È bello, così qua. E insomma, la mattina a casa prima che vada e sono andata, l'ho ascoltata perché c'era bisogno di schieno, era da mangiare. E ora dopo, perché il treno era già partito, ora no. E ora dopo che la mattina era ciapo, piena paura, mi porta il caffè. Guarda che adesso mi netto le scarpe e dopo che porto di sola, quando che mi te sento ti dare il caffè e che lui fa un scherzo, ti te fa un sighetto, naturalmente no. E ora mi batto a porta e vengo dentro con le scarpe. Ora spiegare che inventare le gambe sai tutte? E difatti, guarda, quando che c'è la mano per mettermi sotto il coverte, ho messo il cicaro sulla comodi, e ora mi dico, Gossiga, no, Gossiga. E ora io è pronta. E ora dopo, per rispetto, mi ha messo via da Amma, e ora la capotazione che ha saputo è ora che mi ha messo nella ferrovia. Capito? Ecco, sai. Ritorniamo ora qua a Treviso. Quando si arrivai a Treviso ora? E si era sposata, dopo che si era sposata. Finì la guerra era ancora tosa, che aveva 17. Cosa del do? Sì. E siamo andati a stare sulle case di ferrovieri germanesa, che sarà qua che sei lui. Sì. Che adesso è vicino adesso. Era qui, sì, sulla germanese, sì. Cioè, anche qui era appena fatta e ancora andando dentro. E tutti questi ferrovieri da Schio che qua che sei Meo, non so se lo conosco. Sì, lo sentito dire, il cavaliere. Sì, il cavaliere si può ritornare in spiaggia adesso. Io ne parlo sempre bene di questo cavaliere Meo. Oh, beh, se mica voi da lui, guarda. Dovrei arrivare al nostro adesso che hai bisogno di un piacere là perché mi cava invece che darmi 13esima mi dà sempre 6 cartelli, 3 mesi. Allora via. Come giusto qui? Perché che pensione hai? Minima praticamente ora? Mi sì, ma poco più dell'uomo. Sarebbe bellissimo. Sì, sì. Mio papà sì. Mentre sono marioso il modulo. Sì. Che tipografia era? Europei. Europei. Sì, ma dopo l'ho fatto un po'. Gli stati si occupano qua. Per il po' insomma. Vabbè. Ora, dai. Ecco, e dopo siamo da queste case ferroviarie che gli era bello, povero. E stavamo bene là. E mi, due eserciti. Gli era qua in tanca, che si venuto stare qua dopo di me. Il guaito conosce, il segretario di ferrovia. Perché mi stavo dopo i campi, Pavani, uno... C'è Pavani? Pavani, Capiteo, via Primo Tron. C'è parenti di Pavani qua il Capiteo? Pavani qua di Rolando? No, non so quanti, che siamo tanti Pavani, sai come? Sì, tanti che ne.
A Rassa Bellio era in fondo Sant'Angelo Basso. Anche Valteri? Sì, Ah, bellissimo. dove stai Fulani? Ma ieri a Schio. Schio siamo sempre stati. Eh. Sì. Mi non so se sono nata qua o se sono nata a Schio. Io so che mi ho trovato a Schio. Perché era ferroviario forse? Perché se vede che mia mamma a Gera veniva qua e come papà, e se vede che aveva da partorire, ecco no, 60 tonnini, tira dentro e dopo sono andato a Schio diretti e finito. Ma voi sono andata a Treviso, perché così dopo un bel pochi di anni, 2 o 3 anni, dopo siamo venuti morto giù. Chi si è molto il tifo? Mio papà. Nostre? Sì, sì, ma il tifo, perché aveva mangiato i manzanette quest'estate e si era sbucato ieri. Ecco, era un uomo forte, sì. Treviso appena andai alle case ferroviarie e dopo in case ferroviarie insomma toccando via, era quando era ancora a finire, ma perché dovevo andare via e per fare un piacere, loro lì, e gli ha fatto anche un piacere perché erano i primi là. E mi ha tolto qua dentro. Come era qua la situazione, a casa, come era? Come che parevi? Cioè era bene, perché se questa lista bene, ma pagavo 100 franchi sta qua, al mese. Non poteva essere questi. Perché era in base a qualità si pagava di più di mamma? No, sì, questi 100. E noi sono stati 20. E come mai questa differenza? Ma la cucina qui è più grande che serie come questa. Ah, ho capito. E adesso ora da basso. Eravate andati a Pidadrio allora, all'inizio? Sì, su che era. Che ora che aveva ancora mia Maria che aveva. Come si chiamavi qua in case? Chiamavi? Le case usate. Sempre case usate fino all'inizio. Fin dall'inizio. Presente, come mai venivi qua? Cioè, avevi fatto domanda, come sei stato? Si domanda a queste case, ma ora era gente buona, io non conoscevo i giorni qui, perché non ho in era da subito, perché intanto era vode, era da finire ancora. Adesso è tutto rete, mettere su tutto. Ora in era da perché avevo il bisogno realmente, non sapevo. E perché da te avevi da venire via? Perché c'era di ferrovieri, dentro abita ferrovieri. E l'altro, siccome che era morto il vostro papà? Ah, ho capito. Questo è il motivo per cui si veniva via. Sì. E era morto suo papà, insomma. Sì, no, se era. Gli altri abitanti qua invece da dove venivi? Dopo ma anche 10 volte che finiva e ora veniva, se veniva un ben vecchio come chi. Non importa i nomi, ma in genere che provenienza avevi? Ieri operai? Dappertutto Che operai. mestiere facevi? Non so, infermiere per esempio, era gnami, era tutto. E da dove venivi? Treviso? Da Treviso, sì, non che era napoletani, Trapoli. Sì, ho capito, ma perché veniva qua? Io avevo bisogno di case, si vede di casa. Perché Guaita era in ferrovia, per esempio il generale segretario, già andava in pensione, toccava via da ferrovia. Le case ferroviarie. E io già in stazione anche a Treviso, tocca andare anche io. E se venivo sta qua in case usati? No, io sta... Volta. E venivo sta qua anche io? No, Guaita sì. Uno dei più rossetti, sarebbe sta Guaita, io stavo prima che si era sposato perché dopo 3 mesi con il fiore. Dopo 3 mesi, perché sì mi aveva vantagliato. E ora dice sempre, faccio regalo a prima che si sposa. E c'è la prima sta mia. E dopo è nato il trovato il primo, qui io sono via adesso dopo. No, qui è nato il primo. Che anno era? Dopo 3 mesi. Lo sai. Dopo 3 mesi mia mamma. E tanti schei ora ieri bocchetti. Perché gli dice sempre, sta a casa tua, tanto gli bruffava, frafioi, sta a casa tua. E ora che dopo dava a fare i gaiosse, ora a scuola, no, una volta. E gli in casa che altri dovevi in casa. Quei gaiosse graneo, che gli state con. Che non te i gaiosse? Ti, ma hai sempre detto che te a casa tua. Io vi tocco a casa mia. E ora mi dice in poche parole che era di tutte le qualità, insomma, degli operai, tutto. ma anche senza lavoro, non so, disoccupati, che era qualche No. Era soprattutto Disoccupai sa finire la guerra e aveva tutti i suoi lavori perché. case operai. Case operai. Ma era considerato case operai. Sì, e là hai buttato tutto quello che aveva visto. Sì, sì. E 9. Comunque restiamo sempre all'epoca, all'inizio così. All'inizio. Come vi trovavi qui vicini? Era brutto? Beh, meglio gente di adesso. Sì. Perché adesso sono tutti superbi, tutti.
Invece non era baruffe, no. Gli altri qua che trovavi bene? Sì, sì, anche mi stava in mezzo. Dovevi in osteria, questa che era? Là c'era, dove che adesso? Chiesa Caldato? Caldato, sì. Era Caldato, sì, praticamente. Tutto fin dall'inizio? Sì, sì, sempre stata. Invece con gli abitanti del paese, come vi trovavi con quelli di Sant'Angelo qua? Beh, mangiaremo sotto San Giuseppe, ora in che aveva messo. Dopo San Giuseppe... Cosa si intende per sotto San Giuseppe? Anda a messa, insomma, sì, chi che voleva andare a messa? Chi che vuoi andare, se no se andava ai frati, se no dove si voleva. A casa? E dopo mi sono sempre sta qua da che anni ha, adesso una rosa era. Insomma con Sant'Angelo non vi trovavi tanto praticamente, non era tanta comunicazione con quelli di Sant'Angelo? No, più adesso qua Santa Maria del Circhi che ha fatto nuovo. Perché ora non vi trovavi con quelli di Sant'Angelo? Cioè non avevi contatto tanto? No, c'era mia tanta gente, tante case, adesso che ha fatto. Cioè come era ora la situazione? Beh, guarda, i più che chi era, i più grossi era, i Votan, l'andava dai Zanoni, andava chiedo case qua i cani più grossi sangue. Ottavi? Campi di Ottavi? Ah, Ottavi qua, questo campi, sì, sotto. Ecco. Sì, che dava da combusolato di conserva, andava a erba perché c'era se aveva culici e tutto. E quel vaso conserva, andava a erba in mezzo, che non era niente. E erano in tre. E ne si fatto 2 o 3 e ne ha fatto chiamare in tribunale. Sì, è sotto. Tutte e 3. Una paura, no? Una paura, se non c'è un avvocato che sta in via Ricatti. Addirittura. E sto avvocato. E io pago 120 franchi a testa, era tanto, io Paese non ti toglie l'erba? Per tenersi per l'avvocato che dopo di notte si registri, per un busciato la conserva. L'erba. Sto coso. Dopo che ha venduto, qua gli ha fatto tutte che case. Devo venire fuori a fotografia. Ah, beh, Spero. Ma me conto io ero sto Ottavi, come non andavi tanto d'accordo con sto Ottavi? Come mai? Beh, cioè, andava copava gli occhi e li buttava di qua, tutto Sì. quello che trovava. Ma abitavi o qua? Era Ottavi? Sì, qua, appena voltata, là. Ah sì. Non so se e a farle fu perché sennò non devi Là era bello, là. Il video era merito te. Ah, era qua. Adesso 1000. Madonna, Ah. Io ho avuto 3 domande qua, ma sì. me lo scorregnato a peso. Scusa che fa un po' di luce, quasi un po' di luce, perché se no non a fotografia. Dove luce? È ferma, no, luce naturale, se no io non mi guarda qualche fuori forse adesso un po' come Ottavi. Poi si trovava, c'ho stato. Fa tribulare perché c'è caldo, fuori era freddo, era ingessato. Già. Non posso fare niente. Non Poi posso questa qua, fare. una pezzitta che No, era. non posso niente. Niente. Perché se rovina l'obiettivo Giù, che si subi. No, guarda, questo qua si cavia su. Queste case all'inizio, andavi sempre d'accordo fra le Sì. non è successo mai fatti grossi, non so, qualche Baruffe. qualche che sia venuto carabinieri, roba del genere qua? No, adesso vieni. Sì, già nei case nuove. Io ancora arrivato in una casa a uno che fa padri. Sì, Che è notte. Che gesto? Passa sempre le cose fermo come. Ecco, adesso fisso perché all'inizio le case, Questa casa sì, adesso tappo, è stata, e abitava tutti operai, tutta gente per vendise. Per vendisi. Come mai che dopo un certo Venivano punto... batterie, tutto. Perché? Quando si arrivava queste batterie? Dopo la guerra questa, prima? No, noi abbiamo tanti anni, questi canali adesso chiusi. Siamo molto sì, eh? No, perché ho bisogno di luce naturale. È buono sa qualcosa che è buona che ha? Perché? Secondo una, a po' di cimitero. Oh, boh, se non si muore mai anche lì. Spero che bene. Sì. E ora così per me dice, insomma, queste case, qua attorno, cosa che era? Sui campi di A, ad esempio, di A di strada. Niente, campo. Campo di cose, forse quel Gran, su turco, erba. E chi lavorava di A? Chi era? Che era qui da Cia. Della CIA, che adesso gli dà la casetta qua. Pensavo sì. Che dopo che era casetta per amore. Ma sto Ottavi, insomma, era una persona tremenda, guai, chi andava di A. Sotto guai. Questo è quello vivo? 10 occhi una volta che ha buttare di qua. Era di Brianesi. E
si dà idea a sti occhi. Né terra no. Ma Non era erba. non l'abitava mia qua? Sì, che aveva a casa, dentro la casola per là. Aveva... Che c'è il casuin là, Vicentin. E dentro là era a casa sua. Qualche chi Grande. che lavorava, i garanzia. Anche a lì sì. E io avevo anche io. Ho capito. E vicino al Sil, come era? Che era Paru, vicino al Sil. Ah, tutto per una volta, se passava con una passerella. Passava. Come con la passerella? Non si ricorda No, che- era il ponte Ottavi, sempre stato. Non si ricorda, beh, l'uso giovane, non si ricorda che dopo... Mi sono appena dopo la guerra, l'ultimo. Ma qua era tutto paluto. Fin dove? Sto solito che se andava fino al ponte. E basta. E basta. Avevo paura. Deai era campi, però coltivai. La Butan? Da Ottavi, Dea. Ah, sì. Arrivavi fino al Sil, i campi. Quelli di Ottavi. A terra sì, sì. Coltivava. Sì. E qua era Paru, fin dove era il Paru? Fin dove arrivava? Oh, in sponde qua tutto. E casa, era da dire case che era Paru? Sì. Perché se, in principio così non era, che se passava in mezzo, non era mia strada. L'erba no, da parte. Ma il ponte che era già però il ponte? Il ponte che c'era, sì, a parte che c'era. Ma so che una volta non l'ho fatto, perché si vede che c'era mal messo, che c'era. Io Io mi avevo ero occupato i cosi, no? I partigiani lo I avevano partigiani sì, io avevo buttato in basso. fatto. Come c'è stato? Durante la guerra? Ora che periodo? Sì, qua era? Cioè, lui era un... Sì, era un fascista, un figlio era. e lo occupai E io lo occupavo. i partigiani? Qua di Sant'Angelo o di altre parti? Ah, non si sa neanche che io lo si occupare. Avevo qua in casa usati, sto giorno lì. Sì, qua, Che mi stia facendo? Riviera. Giovane? Ma che cosa che avevo combinato che lo aveva occupato? Oddio, occupava tanti loro. La gente cosa diceva di questo fatto che aveva occupato sto giorno? E cosa erano tutti terrorizzati da guerra e ora cosa vuoi che dicessi? Ma che Tira la- su, che ha visto la striscia di sangue in terra. Va altri personalmente a gente qua? Che non c'era cattivo. Sì, non c'era un uomo molto tanto cattivo. Prima sono ora i partigiani o No, poretto, a lupa, peccano. li aveva occuparlo? Sì, perché cosa era? Quindi mi sapere dopo chi che sei stato a occuparlo? No. De notte, lo va a trovare una mattina? E una mattina io l'ho trovata, ma ero io lo avevo con le braccia. Mica roba. Solo proprio per politica insomma. Sì. Che non c'è stato altri della zona qua che sono stati occupati? Ben. Fascisti? Dio, mica. Dire il vero quando stava un fascista, oggi era un buon uomo. Perché non vedeva a casa il pigliano. E che aveva ponte sì. E fin dove? Che strada da Drio e No, Ponte? che c'era una strada che andava di là. E vedere ancora una caretta che sia del legno, passando per la strada per qua adesso. No. C'era un ponte, si andava su per là. Un ponte? Una strada, con i sbarre. Sì, ma Sì. era il treno? Dopo che ha fatto che l'idea, che era il treno, sì. Sì, ho capito. Sì. Dove ieri ora che mi dice sta caretta? Dove? E la vedi ancora lui, ferma, che si va fuori in segheria dopo. In segheria. Ah, ho capito. Facevi che strada là? Sì, allora? qui dopo gireremo. Ah, no. A strada del Poaretto praticamente. Ecco, bravo. Sapavi? Sì. Ho capito. Non davi avanti idea verso il dopolavoro ferroviario che ha fatto adesso? No, prese un'altra Per posizione. andare a Treviso andavi per dove? ora? E niente, non per il Poretto, no, che dicevo. Diretti da qua, che era diretta fuori la segheria. Ah. E dopo si andava a Portacalli. Dopo Portacalli. che ha fatto, questa pista e che ha fatto che sbarre che sia, perché qui altri non entrano. Ho capito. Però che ieri sotto San Giuseppe che abbiamo detto. San Giuseppe, ma dopo in a tirare a Sant'Angelo. Dove si trovavi meglio? Oh, Uno dall'altro. Dio, uno dall'altro. E dopo che ha fatto Santa Maria del Sil, che ora adesso sì, va bene.